Posso... Telegiornale da qui. Da qui? Sì. Va bene. Ti giuro! No, sì, da qui, vedete. Questa è l'anteprima, ricordiamo. Tra poco inizia il programma, quindi ci facciamo questa parentesi con questo cretino. Buonasera a tutti, sono Alessandro Cecchi Pavone. Dai! Benvenuti a Ti giuro! Ma entriamo subito nel vivo del nostro telegiornale e parliamo di occupazione abusiva di case. Come ne parli con sto coso in testa? E lo facciamo con la nostra Serena Attratti. È di qua, Serena Attratti. Benvenuti nella rubrica Folklore e Cultura del Ti giuro. Sono sempre io, la vostra Serena Attratti. Oggi parleremo di un problema noto a tutti. L'occupazione abusiva delle case. Se ne è occupata anche la cerchiamo di Petix, capire chi ci abita qui. Proviamo a sentire gli occupanti. Venite. Folklore non si scrive così. Fatti tu. Permesso? Ma pure sentivo permesso di già la carina. Volevamo soltanto sapere chi vi ha dato l'autorizzazione. Aspetta! No! Chiamate Chiamate la polizia! Che fa? Occupazione, casa. Ma tu non sai Come sta? sogno. Come sta? Avete visto? Ci hanno cacciato. Dalla vostra Serena Attratti è tutto. Linea allo studio. L'importante è che non ti sei fatta niente. Che è? No! Ma che? Ma chi è? Ma come? E domani donne, e tu non a fuoco, palazzo! Amonine, cammina. Levatelo, Delinquente! Basta, passiamo subito a una notizia flash. Ok. Sequestrato un altro bene alla mafia a Mezzogiorno, non c'ha risocchio niente, ciao. Una notizia flash o una notizia... Ma parliamo di vandalismo e lo facciamo col nostro 100% Brunello. A borraccia, amici di Ti giuro, mi trovo qui in un caso di vandalismo. Come potete vedere alle mie spalle qua c'è una scritta Manchi che è stata scritta che schifo. in maniera sbagliata. Infatti l'ho dovuto mettere la K a posto del CH e la colpa di chi è? Dei vandali che hanno messo questi tubi. Ma grazie al mio intervento noi leveremo questi tubi, monteremo delle impalcature e la gente potrà scrivere in tutto questo palazzo. Immaginate quante frasi d'amore, ma soprattutto immaginatevi quante CH. Darò più spazio alla grammatica corretta, darò più spazio alla libertà di espressione, perché lo so, anche voi avete bisogno di me. Non ringraziatemi. Da Palermo è Ma chi tutto, la a voi la linea al ringrazia? TG. Juro! Ma se ne Grazie, vada, ma grazie. dai. Al 100% Brunello e adesso... Che c'è? Niente, mi immedesimo, no? E adesso passiamo alla nuova rubrica. Una nuova rubrica, questa di cultura, Sì. non volgare, Bello. con il nostro Umberto Eco. Si parla di libri. Libri, sì, Bellissimo. Gentili lettori, lettrici e lettrauti, dal vostro Roberto Eco, buonasera. Buonasera. Era. No, non è che l'eco La era... lettura che vi consiglio questa settimana è una lettura carica di suspense, di tensione, che porterà il lettore a interrogarsi su quesiti quali come mai, perché, Bello. ma soprattutto com'è possibile. Che libro è? Qual è? A bolletta la luce, 204 euro, che sto qua vicino, casa qua a casa mia sto gran figlio, se chi sta in figlio, a idro, so padre un suo frate, ancora più Ma te lei dovrebbe... per un caglio pesciata ci faccio un Ma perché chi sta dovrebbe gente impartire cultura! Ma cosa è? Ma questo... Passiamo subito alle previsioni del meteo. Buonasera e benvenuti alle previsioni del tempo. Diamo uno sguardo generale alle condizioni in Sicilia. Al nord prevista settimana di maltempo, tranne un giorno di sole in via del tutto eccezionale. Quindi chi abita in questa via potrà stendere tranquillamente il bucato. Al sud temperature superiori ai 38 gradi. Basta una tachipirina e tutto tornerà come prima e ti ho fatto anche la rima. Ma che cosa ce ne fa? Andiamo a vedere alcuni comuni caratterizzati da fenomeni particolari. Santa Cristina gela, copritela prima che si ammala. Noto che il tempo è buono. Pachino, piove? Assai? No, Pachino. Dal meteo è tutto, la linea torna al TG. Uro!
Dai, ti giuro è tutto, ma devo scappare, mi dispiace, me ne devo andare. Ma che stai facendo? Marco Travaglio.